Galleria al buio sulla strada statale 118. Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, diffida l'ANAS al ripristino dell'illuminazione. Da diverso tempo, afferma il sindaco Cuffaro, le canne della Galleria Santa Lucia sulla strada statale 118 in entrambe le direzioni risultano prive di illuminazione. È un dato di fatto che la situazione di buio totale della galleria determina la sussistenza di una condizione di pericolo intrinseca in quanto sia l'abbagliamento che l'effetto buco nero possono rendere il guidatore completamente incapace di vedere una colonna di veicoli in coda o altri ostacoli, impedendo una reazione in tempo e innescando inevitabili incidenti. A ragion veduta, continua Cuffaro, direttive europee hanno normato e disciplinato i requisiti minimi di sicurezza per le gallerie di lunghezza maggiore ai 500 metri. Da queste premesse scaturisce la protesta da parte del sindaco Silvio Cuffaro nei confronti dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, ANAS, cui compete la gestione delle infrastrutture statali. Quella del sindaco di Raffadali non è una semplice segnalazione all'ANAS, in quanto si ritiene che la suddetta società risulti già a conoscenza del disagio e del pericolo cui sono esposti i vari automobilisti. Attualmente l'unica ottemperanza da parte dell'ANAS è stata quella di collocare agli imbocchi delle gallerie la segnaletica di avviso che informa gli automobilisti del pericolo galleria non illuminata. Come a dire, ora che è stata messa la cartellonistica non si rischia nulla e comunque si declina ogni responsabilità da parte della stessa azienda per eventuali vari incidenti. Non si capisce, continua Cuffaro, da cosa sia dettata l'inerzia della società ANAS, considerando che gli interventi di ripristino della funzionalità della rete statale rientrano tra le loro competenze e che questi tipi di lavori vengono finanziati con fondi derivanti da contributi versati da parte dei cittadini. In qualità di sindaco, conclude Cuffaro, al fine di tutelare l'incolumità di tanti cittadini che giornalmente attraversano le suddette gallerie, si diffida l'ANAS al ripristino dell'illuminazione delle stesse sulla strada statale 109, parliamo della strada che collega Agrigento, Palermo e Raffadali, in entrambe le direzioni entro tempi brevi, altrimenti si vedrà costretto a rivolgersi alle autorità preposte.